Siamo con Samuel della selezione Friuli al termine dell'incontro contro il Veneto. Allora Samuel, come avevate preparato questa gara? Questa gara ce la siamo preparata guardando i vari video nei quali li avevamo, diciamo, e abbiamo preparato le varie traiettorie degli attaccanti, chi batteva nelle zone sì. Ho capito. E che cosa ha fatto invece il Veneto per riuscire ad imporsi in questo match? In questo match, specialmente nell'ultimo set, il Veneto ha sbagliato molto poco, ha battuto molto forte e noi non siamo riusciti a reagire alla sua rimonta. La doppia battuta, la ripetizione della battuta inserita da Berruto, è un pro o un contro per voi atleti? Ma secondo me è un pro, perché anche chi dispone di una buona battuta a salto la può tirare la prima molto forte e se la sbaglia può metterla dentro e rigiocarla. Una curiosità in più, la vostra regione quest'anno, da quel che sappiamo, ha inventato una squadra che ha svolto un campionato di categoria, però di fatto era un po' la rappresentativa Friuli. Sì. Ci racconti un po' questo progetto? Sì, diciamo che abbiamo fatto un campionato con la nostra società all'Olimpia di Gorizia, dove abbiamo raccolto i migliori giocatori del Friuli e abbiamo fatto un campionato di Serie D dove ci siamo piazzati a metà classifica e dopodiché anche con l'innesto di due ragazzi del Club Italia ci siamo preparati a questo trofeo. Quindi questa mossa ha permesso di conoscervi meglio, Sì. di riuscire a costruire un gioco maggiore, giusto? Sì. Quindi un pro? Un prossimo. Ok, in bocca al lupo. Ciao.